che era diventato in qualche modo famoso proprio per degli autovelox, quelli installati lungo le strade del comune che amministra, poi danneggiati da ignoti e capaci di combinare per un vizio di forma migliaia di multe poi cancellate, c'è una vicenda giudiziaria ancora aperta che riguarda due ex funzionari di Cadoneghe, lui, dicevamo, parla della vicenda che torna alla ribalta in questi giorni, quella del cosiddetto Fleximan, nome d'arte di colui o coloro, più probabilmente, che si sta accanendo contro autovelux sparsi in regione. Marco Schiesaro, che di Cadoneghe è il sindaco. Va assolutamente condannato questo gesto, questa serie di gesti non solo in Veneto ma anche nelle altre regioni d'Italia di persone che sono dei vandali che abbattono infrastrutture pubbliche, vuoi telecamere di quartiere, vuoi telecamere di controllo targhe per evidenziare eventuali auto rubate o prive di assicurazione o anche strumentazioni di moderazione della velocità. Ecco, che non è ricordiamo possibile. paghiamo noi, no? Che ricordiamo paghiamo noi, cioè quando si abbatte un semaforo, quando si abbatte una telecamera, quando si taglia un inflessibile, un palo, sono tutti i costi che poi ricadono su tutti noi cittadini, quindi non possiamo permettere e neanche assecondare questo genere di fenomeni, ma una riflessione va fatta, perché se c'è una intolleranza sul territorio, non tanto dello strumento in sé, ma sull'abuso, vuol dire che una riflessione seria va fatta a livello centrale e soprattutto per eliminare quegli strumenti anche fake che ci sono lungo le strade e che devono essere solo ed esclusivamente impiegati quando ci sono dei decreti prefettizi, quando più enti ci hanno messo le mani per poter autorizzare l'installazione dei dispositivi, e vedrete che se si segue questa strada il 40% dei dispositivi viene assolutamente eliminato. Però rimane il problema della sicurezza, no? Lei è intervenuto Sì. qualche giorno fa anche sulla 308, purtroppo Sì. parliamo di vittime, insomma, parliamo di morti su questa strada che in realtà è nata già vecchia. Sì, è una strada che insomma tutti noi lo capiamo, è una strada vecchia, quando è stata fatta è una strada che non è idonea a sopportare l'obiettivo, la funzione che aveva già in origine. E due carreggiate, peraltro il sottosuolo è particolarmente sconnesso, è una strada a mio avviso e a avviso di tantissimi insicura, è una strada che va riprogettata, rifinanziata per l'allargamento. Io ho anche detto non serve che allarghiamo tutto subito fino al, diciamo, a Loreggia, voglio dire, o a Castelfranco, però facciamolo almeno in stralci. La cosa più urgente a mio avviso e a avviso di molti è la Padova, Cadoneghe, Campodarsego, Borgorico. Questo è il sedime più importante. Perché? Perché qui abbiamo gli stabilimenti produttivi, qui abbiamo i camion, qui abbiamo gli operai che arrivano la mattina e tornano a casa la sera. Quindi è qua che bisogna concentrare gli sforzi. Ringrazio la Regione perché ci sta lavorando. Ci hanno detto che insomma il budget necessario per tutto l'allargamento supera il miliardo, quindi capiamo che l'esigenza è notevole, però se lo facciamo a stralci sicuramente è fattibile.